nemmeno un nome noto come quello di Gino Strada è stato sufficiente ad impedire le polemiche sull'uso degli spazi alla Giudecca. La gestione da parte del comune degli incubatori di imprese alla Giudecca è stata a dir poco fallimentare. Più del 60% degli spazi sono tristemente vuoti da più di 2 anni e il comune nello stesso periodo ha perso circa 160.000 euro per mancati canoni e pagato 320.000 euro di spese varie per spazi rimasti vuoti. Queste le accuse del Movimento 5 Stelle veneziano, che critica duramente la scelta di concedere quegli spazi a Emergency di Gino Strada. Ben venga Emergency, ma troviamo per essa un altro spazio per i suoi uffici di rappresentanza. Gli incubatori devono stare lì, sono stati messi a posto con dei finanziamenti europei proprio a quello scopo, cioè lo scopo di creare nuove start-up, nuove imprese innovative che possano creare lavoro, specie in un periodo di crisi come quello attuale. E quindi non ci sentiamo assolutamente di condividere la scelta fatta dal Comune. Le imprese non sono state cacciate ma solo riorganizzate in maniera meno dispendiosa, si difende l'amministrazione per bocca di Bruno Filippini, assessore delegato alla realizzazione della nuova sede di Emergency. Avevamo all'interno 12 imprese e poi ne abbiamo un altro con 13 imprese. Ma tutti e due hanno costi altissimi e abbiamo l'incubatore cosiddetto chiamato aereo alla Giudecca che viene coperto per il 50%, meno del 50%, per cui si tratta solo di razionalizzare i costi, trasportare le imprese che oggi ci sono in un incubatore, trasportarle nell'altro, facendo anche un risparmio e una sinergia. L'obiettivo degli incubatori, ricorda Filippini, è quello di promuovere attività imprenditoriali all'interno del centro storico, anche per limitare l'esodo di imprese e cittadini verso la terraferma. L'arrivo di Emergency va in una direzione non così diversa. Non solo un risparmio di costi, ma con questa operazione portiamo anche nuove attività, perché Emergency porterà delle persone a lavorare in questo incubatore, quindi per noi è importante, perché anche attraverso queste iniziative cerchiamo di ripopolare la città di Venezia.